Quinta corsa, premio Aniok, città di Forlì. Sono 4 anni, 9 al via dopo il ritiro del numero 1. La distanza è quella del doppio chilometro. 2 Armstrong Lewis, Cesare Ferranti, 3 Alleluia LZ, Simone Mollo, 4 Ataterme Jet, Roberto Andraghetti, 5 Ancora tu, Andrea Vitagliano, 6 Atos Griff, Roberto Vecchione. Seconda fila 7 Aligero dei Rum, Vincenzo Piscuoglio, 8 Aladdin Bar, Alessandro Gocciadoro, 9 Aaron Smith Treb, Marcello Vecchione, 10 Asnavour, Fer, Carmine, Piscuoglio. Partenza sulla retta di là. Stacco della macchina. Veloce all'interno Armstrong Lewis. Poi si ritrae Alleluia LZ in seconda posizione. Vediamo l'incertezza da parte di... Numero 5, ancora tu, squalificato. Numero 4, Atos Griff con Roberto Vecchione. Artaterme Jet, squalificato. Insiste Atos Griff e dopo 400 metri abbastanza svelti, in 29 secco, è il nuovo battistrada. Davanti a Armstrong Lewis, poi il numero 3 di Alleluia LZ con Simone Mollo a precedere Aligero dei Rum, mentre Aladdin Bar. Numero 6 Atos Griff, squalificato. Colpo di scena, la rottura improvvisa di Atos Griff e al tempo stesso Aladdin Bar esce all'esterno. Troverà ancora Armstrong Lui, che era il primo battistrada, intanto se n'è andato il primo giro in 59,5. A sto punto rimane davanti Cesare Ferranti col figlio di Majestic Son. Aladdin Bar staziona all'esterno di Alleluia LZ, frazione della curva, scusate, in 15,1. 1,14,6, ora Aladdin Bar si può accodare secondo davanti a Alleluia LZ, mentre avanza all'esterno Aligero dei Rum. In vantaggio Armstrong Lewis, frazione qui davanti alla tribuna ancora in 14,6, Aladdin Bar che controlla la situazione dalla seconda posizione. Davanti a Aligero dei Rum, poi Alleluia LZ. Siamo a poco più di 600 metri dalla conclusione, con in vantaggio sempre Armstrong Lewis, Cesare Ferranti. Numero 10 Asnavour Ferm, squalificato. Un po' a tenere il ritmo, poi vediamo Aligero dei Rum, gli altri sono molto più indietro, preceduti da Aaron Smith Treb, frazione di line, 14,6 ancora. Aladdin Bar non riesce a prendere la schiena perfettamente di Armstrong Lewis, è ancora un po' distante, poi Aligero dei Rum, siamo a poco più di 200 metri dalla fine, ultima curva passata in 15,3, sono un po' stanchi con Armstrong Lewis che cerca di difendersi da Aladdin Bar che ci prova di dentro, ultimi 100 metri, ci prova Aladdin Bar, cerca di difendersi Armstrong Lewis e sul palo Aladdin Bar probabilmente batte Armstrong Lewis. Al terzo Aligero dei Rum, da rivedere la retta d'arrivo perché l'arrivo è molto stretto, ci sembra che Aladdin Bar sia riuscito a mettere una spanna davanti all'allievo di Cesare Ferranti che era quasi riuscito ad arrivare in fondo, rivediamo perché sì, probabilmente Aladdin Bar riesce a vincere, classico cavallo la va o la spacca. Il figlio di Ridi Cash è venuto a vincere alla quota di 2,80, guida e training di Alessandro Gocciadoro. Rivediamo ancora una volta la retta d'arrivo, ma Aladdin Bar riesce a prevalere di una decina di centimetri rispetto a un comunque valido Armstrong Lewis. Buon secondo.